Bentrovati su Radio News 24, questa è On Air, interviste e storie. Io sono Alessandro Cavalieri, la storia di oggi ci porta a Possagno, in provincia di Treviso, ci porta in Veneto. Con noi c'è Marcello Cavarzan, benvenuto Marcello, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi. Allora Marcello, lei viene dalla patria di Antonio Canova e ci parlerà dei Posagnotta, che sono un gruppo folcloristico nato proprio a Possagno. Sì, allora, un'associazione legalmente ricostituita, abbiamo alle nostre spalle 39 anni di attività, quindi io sono una cariatide del gruppo, sono stato il socio fondatore e il primo presidente per 9 anni. C'è l'innovazione in mano adesso a dei giovani, non certamente a settantenni come me. Allora, Possagno ha capito, la nostra realtà associativa punta alla piccola storia di un paesino di montagna. Noi siamo alle falde del Monte Grappa, famoso per la Grande Guerra, e è la patria natale, come lei ha ben accennato, di Antonio Canova, il più grande scultore del Veneto. Non è poca cosa perché in effetti nato, noi abbiamo il più bel museo che io sappia che riguarda questo grande artista neoclassico. Antonio Canova ha condizionato anche il nostro paese, nel senso che lui puntava alle eccellenze, ai fatti famigerati, lui li chiama. Costruisce nel nostro paese la nuova chiesa che è il Tempio, lo si intravede nella stampa che ho qui alle mie spalle, il Tempio neoclassico. Bene, la nostra storia è intorno anche a queste presenze enormi di questo scultore. Possagno, lo diceva il parroco nell'atto di battesimo, Possagno prima forse era noto a se stesso, da questo momento sarà noto ubique terrarum notum, sarà noto in tutto il mondo. Così è, spero. Allora, la piccola storia per noi è scendere nell'immateriale, le conoscenze dell'artigianato, ad esempio, le conoscenze dell'artigianato portano ad Antonio Canova, l'artigianato della pietra, l'artigianato di altre legno, ferro e dell'argilla, porta a questo sito possagnese che è un polo industriale del laterizio. Anche questa è una storia legata ad Antonio Canova, perché l'argilla, la creta, lo chiamiamo, è fondamentale per il momento creativo dell'arte canoviana, il bozzetto. Quindi di immateriale cosa rimane? Rimane questa cultura popolare, agricola prevalentemente, che vive intorno alla vecchia chiesa demolita, ripeto, da Canova per far posto al nuovo tempio, che è tra l'altro la sua tomba dentro è conservato il corpo, importante. Tutto il resto è una cultura di montanari legati al proprio territorio, agricoli in partenza. E quali sono i numeri della cultura? La cultura è la tradizione orale, perché è il collezionismo. Fate conto, l'esempio canoviano è: lui colleziona libri e ce li regala. Noi a Possagno abbiamo avuto una biblioteca canoviana in mano a dei frati veneziani nell'Ottocento, i Cavanis, con la prima enciclopedia al mondo di Diderot e d'Alembert. L'abbiamo noi a Possagno, regalata da Antonio Canova, per dire. E allora, le testimonianze orali, anche Antonio Canova era legatissimo alla musica e al canto e al ballo. Lui si trasferisce a Venezia e poi a Roma, è lì che diventa il grande scultore. Lui si trastulla a Trastevere con i balli popolari e apprezza tantissimo e si fa notare in ambiente culturale romano di quegli anni. Siamo metà Settecento, primi decenni del 1800, e con l'elite culturale di allora, con il Veneto lepore, cioè il dialetto, la parlata, il patrimonio di tradizioni, di proverbi, di sapienzialità popolare. Quindi il nostro impegno culturale è la musica. Cosa ci rimane della musica? Il canto. Ho trovato nell'archivio parrocchiale un documento del 1550 di una confraternita di cantori, ambito religioso evidentemente. E poi il collezionismo, che è diventata una passione che è nostra,
abbiamo fatto la raccolta dei canti popolari, una infinità, siamo a oltre 500 brani raccolti dal nostro primo direttore, che è il dottor Vardanega Gabriele, sì. Quindi un collezionismo straordinario, miracolo. E quindi questi canti poi voi li portate in giro per chiaro, li abbiamo raccolti, trascritti, abbiamo un testo che li raccoglie tutti, i canti del Grappa li abbiamo chiamati, perché ecco, ripeto, 500, abbiamo anche un repertorio delle musiche, poi sono musiche allegre anche certo. da ballo, quindi canto corale a 4 voci, ecco, sì. normalmente, balli popolari, la parlata, perché noi nei nostri spettacoli che facciamo, purtroppo il nostro ambiente ideale sarebbe il popolo, le sagre, certo, adesso è più le difficile. osterie, le pergole delle osterie, però portarle nel palcoscenico non è così semplice. La parlata, che è importante, abbiamo un nostro membro che è un esperto di tradizioni e di vernacolo, certo, di linguistica, e ha pubblicato una sua praticamente grammatica del dialetto, che il nostro è un po' il vostro dizionario. Esatto, è un alto trevigiano con influenze feltrino-bellunesi, con un sacco di proverbi, di modi di dire, un gioiello, insomma. Senta, vedo tra l'altro, spulciando sul vostro sito, che ci sono anche tanti giovani che partecipano a queste danze, a questo Bravissimo. gruppo. Stavo parlando adesso con un mio amico, il nuovo direttore nostro è giovanissimo, ha fatto il conservatorio e ha un figlio di 2 anni che è invasato dai nostri canti, dai motivi popolari, e sta suonando le percussioni che erano usate nelle orchestrine vecchie, 2 cucchiai che danno il ritmo. Anche perché è importante anche che i giovani diffondano la cultura, no? La tradizione. Non c'è dubbio, e con l'innovazione, praticamente i nostri canti sono stati riprodotti prima in videocassette e adesso in CD, abbiamo una decina che riportano forse i brani più belli, i più orecchiabili. E poi tra l'altro so che voi organizzate anche dei corsi nelle scuole proprio per valorizzare. Bravissimo, chiaro. Se ci sono degli insegnanti intelligenti che ci circondano, chiaro che sono attenti anche a queste testimonianze di cultura popolare, che non sono da poco, secondo me. C'è da dire che per il nostro gruppo è stata un'esperienza straordinaria con queste attività di ricerca, di riproposta qualitativa di questa cultura. Abbiamo girato il mondo, siamo stati in Giappone, siamo stati in Australia, in Brasile, abbiamo girato tutta Europa, siamo stati per primi all'Eurofest in Francia, dove 12 erano gli stati europei, abbiamo cantato l'inno italiano e abbiamo visto le bandiere di tutta Europa, quindi si immagini, abbiamo avuto anche soddisfazione. Sì, ecco, questa è la nostra proposta. Evidentemente adesso siamo ridotti col Covid che ci condanna, e il canto diventa propagazione di un virus, è il colmo, ma è così, purtroppo. Noi lavoriamo con le pro loco locali e siamo disponibili per qualsiasi uscita, evidentemente, anche a livello scolastico. Ecco, volentieri. Allora Marcello, sì, prego, rapidamente, perché siamo in chiusura. Bravo, l'ho capito, infatti vedi che sono anche io un po' agitato, perché so che ho poco tempo. Abbiamo un nostro membro, è presidente dell'associazione che mette insieme tutti i gruppi folcloristici del Veneto, non è poca cosa, quindi ecco, e abbiamo un rapporto con la Polonia, speriamo bene, con il Brasile in particolare, che devono visitarci entro quest'anno, se il Covid ce lo lascia fare, insomma, ecco. Speriamo, questo tipo di rapporti. Allora, io lancerei anche i vostri social: su Facebook, Gruppo Folcloristico I Posagnot, su YouTube I Posagnot. E poi lanciamo anche degli hashtag, in modo che poi, quando questa intervista verrà condivisa nei social, sarà più facile rintracciarvi. Possiamo mettere Folklore Veneto, I Posagnot, Folklore Antonio Canova, possiamo mettere Tradizioni Popolari, e possiamo mettere, non so, anche Gruppo Folcloristico Veneto, in modo che poi possono arrivare Antonio Canova Possagno. Canova Possagno. Abbiamo il sito internet che è pieno di nostro materiale utilizzabile benissimo, neopossagno.com.
Infatti www.neo.posagnot.com, quindi il Bravissimo. modo per trovarvi ce l'hanno. Bravissimo, è un ringraziamento grande perché ci avete considerati realtà che valorizzano il territorio con competenza, passione e innovazione. Grazie infinite e speriamo che qualcuno ci conosca. Grazie Marcello, buon lavoro. Grazie a voi, grazie, buon lavoro. Ciao. Ringraziamo Marcello Cavarzan, noi torniamo tra un po' con un'altra storia e un'altra intervista, sempre qui a Radio News 24.